Eccolo qua. Buonasera. Allora, grazie di essere venuti per questo incontro, per me molto stimolante, ma immagino anche per voi, con Enrico Rava, che stasera suonerà al Toniolo, come tutti sapete, e che dal mio modesto trattino, come fanno i filosofi, trattino immodesto punto di vista, è uno che suona, come sapete bene, magistralmente, ma che, oso dire, il jazz lo pensa magistralmente anche. C'era Massimo Cacciari, parlava di un filosofo straordinario che si chiama Andrea Emo, che abbiamo scoperto postumo, e dice il suo pensar scrivendo. Ecco, io direi il suo pensar suonando di Enrico Rava può stare bene. E siamo qui per presentare un libro, Incontri con musicisti straordinari, la storia del mio jazz, che non è il titolo che Enrico avrebbe voluto dare al libro, poi ci racconterà. No. Il libro è un titolo un po' ridondante, un po' così, però il libro invece è straordinario, vi consiglio di leggerlo per capire cos'è per lui il jazz, ma anche per capire qualcosa di più di questa strana musica che è il jazz. Io prima di fargli le domande mi sono preparato, come vedete, in modo molto da buon scolaretto, è un trattato più che una serie di domande, ma che lascerò adesso così un attimo lì. Gli farei una domanda introduttiva per così insomma, farci un po' le ossa, direi. Allora, lui aveva già fatto un altro libro precedentemente, che io avevo già letto, che è un'intervista al libro, sì. Con un disco che anche quello era interessantissimo perché raccoglieva dei brani del giovanissimo Enrico Rava, che mi ha sorpreso sentire come già allora fosse così bravo. E questo invece è proprio un libro suo. E quindi gli chiederei, innanzitutto, per rompere un po' il ghiaccio, di introdurci raccontandoci un po' come è nata l'idea di questo libro e anche un po' se questo libro prelude a qualcos'altro in termini di scrittura e la sua esperienza di musicista, in che misura, in che modo, secondo il suo punto di vista, come dire, è stata importante o ha avuto un qualche ruolo nella scrittura. Parlaci un po' liberamente intanto. Dunque, io non sentivo minimamente la necessità di scrivere un libro, devo dirlo subito. Però mi hanno telefonato dalla Feltrinelli, quello che sarebbe stato poi l'editor, che è il dottor Ralph Chelsea, e abbiamo fatto questa proposta e a me è piaciuta perché io sono un lettore, leggo tantissimo e mi adoro la lettura, è la mia seconda passione. Quindi ho detto, beh, anche scrivere, cioè, sarebbe male. Avevo un minimo di esperienza perché ho scritto un po' di articoli, di liner notes, di copertine di dischi, e ho detto, proviamo a... E mi sono, come si dice, intrippato a tal punto che di fatti io la sera mi mettevo lì a scrivere, e così facendo mettevo da parte un altro hobby che in questi ultimi anni era uscito, che era di disegnare, difatti non ho più disegnato da allora, ma voglio ricominciare. Poi dopo averlo fatto, ogni volta che avevo scritto un capitolo o qualcosa lo davo da leggere a mia moglie, che è lì, quella signora con i capelli bianchi, ma giovanissima, che si chiama Lidia e che adesso fa la scema. E lei mi dava il voto, per esempio, 9 più, oppure 5, no? Perché? Perché guarda lì ti sei ripetuto, difatti è stata uno stimolo e anche veramente il vero editor è lei. E poi libro uscito, io sono molto scontento del lavoro che ha fatto la Feltrinelli, primo per il titolo, secondo perché l'hanno fatto uscire a giugno, quindi perdendosi la Fiera del Libro di Torino. Io a Torino sono una specie di... mi adorano Torino, è la mia città, quindi la Fiera del Libro di Torino sarebbe stata... no, ci siamo persi quella, ma ci siamo anche persi in compenso tutte le trasmissioni tipo Fazio, Augias, quindi mi hanno fatto veramente un lavoro fatto male
Detto ciò, io invece sono molto contento lo stesso che il libro mi è piaciuto scriverlo, mi sono divertito tantissimo e penso in un futuro abbastanza prossimo di scrivere qualcos'altro, anche perché siccome sto invecchiando rapidissimamente, come tutti d'altronde, e suonare la tromba è uno sforzo fisico non comune, mi sto cercando un mestiere per il futuro. Esatto, grazie. Bene, direi che ci ha già introdotto bene nella questione del libro e allora io inizierei a porti delle questioni, poi tu sviluppi come meglio credi e comincerei da questa cosa che dici all'inizio del libro, nelle prime pagine. Se volessimo essere precisi, pagina 21 del libro, dove racconti quando ai tempi del ginnasio, mi pare, sì, scopri Chet Baker, questo gigante, certo, che è uno dei tuoi musicisti preferiti, anche mio, conta meno che sia il mio, ma insomma che sia il tuo conta, e raccontando della scoperta di Chet Baker annoti ad un certo punto, dopo aver detto che aveva nelle dita, nel cuore, nel cervello e nella pancia tutta la storia del jazz, così, naturalmente. Ma poi precisi, questo mi interessa, e non assomigliava a nessuno. Questa tua osservazione mi stimola a chiederti, è una domanda difficile, ma non preoccuparti, non do voti io, qual è per te il ruolo del fattore novità? Perché qui poni una questione che è gigantesca nell'arte, non solo nella musica, no? Il fatto che non assomigliasse a nessuno Chet Baker, questo è importante, no? Ma io credo che un po' sia in tutti gli artisti, no? Non solo nei musicisti jazz, per dire, questo desiderio di fare qualcosa che nessuno abbia mai fatto, no? Quindi la creazione artistica è quasi sempre ossessionata da parte di chi la fa, di chi la produce, da questo desiderio, da questo bisogno di essere originali. Io ti volevo chiedere, in Enrico Rava, come ascoltatore, lettore, sei un grande lettore, l'hai già ricordato prima, no? Quanto influenza il tuo giudizio estetico rispetto ad un'opera letteraria, ad un pezzo musicale, a un musicista, ad un CD, un disco, insomma, quanto influenza questo fatto? Quando tu dici, questo ha una cifra che non è riconducibile o pochissimo riconducibile a questo, a quello. Ecco, per te, nell'opera d'arte, questo fattore della novità è importante, uno, ammesso che lo sia, fino a che punto lo è, cos'altro, oltre a questo, secondo te, ti senti di indicare come fattore discriminante nel farti ritenere un'opera artistica davvero? Se vorrei fare specificare un attimo, questa cosa del nuovo, magari con una stupidaggine, ma mi sembra che sia una cosa del Novecento, nata nel Novecento, che prima non c'era questo problema. Tant'è che uno come Bach, per esempio, che è uno dei più grandi, se non il più grande di tutti, faceva una musica vecchia rispetto ai suoi tempi, no? E così come è un problema dell'Occidente, perché in Giappone invece l'idea è che più uno si avvicina a un modello riconosciuto straordinario, più uno si avvicina e più è stimato. Tant'è che, per esempio, c'è tuttora, credo, un trombettista giapponese che si chiama Terumasa Ino, sì, che in un certo momento suonava molto come Miles, tanto che in Giappone era una star più ancora di Miles. Questo vale anche per questi pittori tipo Hiroshi, questi qua. Più uno si avvicina a quel modo, quindi questa mania di che a tutti i costi debba essere nuovo è quella che anche ha portato quelle che secondo me sono veramente delle follie, dove appunto io racconto nel mio libro, per esempio, negli anni 60 c'era questo compositore, tra virgolette, americano che si faceva chiamare Mr. Dynamite
e che faceva i concerti, metteva delle cariche di dinamite e faceva scoppiare, che bello, tutti gli snob intellettuali, che meraviglia, che concerto straordinario. Oppure c'era la Monty Young che faceva un disco, una nota continua, durava 20 minuti, poi girava il disco, è stupendo, non l'ha mai fatto nessuno prima. No, secondo me è una cagata, non è stupendo. Ha un'importanza magari storica, provocatoria, è una provocazione, questo lo capisco. Questo per dire che per me è relativa questa cosa. E chiaramente quando c'è uno che oltre a fare una cosa bellissima è anche originalissimo, e questo è un di più. In più quasi tutti i grandi geni del jazz sono quasi tutti molto originali, anche se tu vai a scavare c'è sempre un rapporto diretto con quello che è stato prima. Per esempio Louis Armstrong, che a mio parere è stato il più grande musicista della storia del jazz, suonava come King Oliver, meglio, ma suonava come King Oliver. E Roy Eldridge suonava come Armstrong, ma più in là, e Gillespie suonava come Roy Eldridge, e tutta la storia del jazz è fatta così. Quindi il caso di Chet è particolare perché i primi dischi suoi col quartetto di Gianni Marica del 52, lui oltre a suonare veramente benissimo in un modo naturale, perché più era un analfabeta musicale, perlomeno dal punto di vista teorico, perché poi si metteva al piano, faceva tutti gli accordi. Detto ciò, non è che avesse studiato teoria, la tecnica, eccetera. Veramente aveva una tecnica naturale pazzesca, e in più non assomigliava veramente a nessuno. Difatti io mi chiedo, ma da dove gli arriva questo? No? Perché era una specie di Bix Beiderbecke moderno, no? Modernissimo. E questa sua qualità incredibile è andata scemando col tempo, perché da quando ho incominciato a entrare in questo giro dell'eroina, eccetera, a livelli veramente tipo dosi da cavallo, ha perso con l'andare del tempo questa freschezza, questa incredibile, questi riflessi così, e anche questo rapporto con lo strumento, conservando comunque una poeticità, si dice, una poesia unica. Difatti anche negli ultimi anni, quando magari il labbro non teneva, c'era una dentiera che mentre suonava gli cascava, perdeva le note, però c'era un che di... E anche gli ultimi anni, che lui a un certo punto poi si è messo a suonare un po' alla Miles Davis, cioè non toglie, era talmente forte la sua personalità che mai e poi mai uno lo avrebbe scambiato per Miles Davis, ma sente a due note e dice questo è Chet. Esatto. No, hai detto cose giustissime sulle quali concordo pienamente, anche basta ricordare che il primo grande filosofo, tra l'altro, tra le altre cose, per dire che è una cosa moderna davvero quella della novità come questione, no? Che si apre con certi filosofi, per Platone il vero artista invece era quello appunto che sarebbe stato in grado di cogliere un'idea eterna, di riprodurla, nulla di nuovo, anzi, quantomeno nuova, tanto più grande l'opera perché è capace di riprodurre. Quindi è una questione moderna che però nella nostra testa, nella nostra mente, nella nostra quotidianità incide molto, vedo, no? Perché c'è questa ricerca ossessiva, no? Certo. Della cifra. Anche se, scusa, una postilla, anche se invece ultimamente, e secondo me questo è veramente disastroso, diciamo che più della metà dei giovani musicisti di jazz quello che tenta di fare è di suonare come suonavano negli anni 60. Bravissimo. Quindi questo senza riuscirci peraltro, perché suonano magari molto meglio tecnicamente, ma gli manca, perché quella musica negli anni 60 era una cosa fresca, nuova, esatto. C'era l'eccitazione di suonarla e del pubblico di scoprirla, mentre adesso è una cosa che tutti hanno sentito 70.000 volte. Quindi. Certo, d'accordissimo. E poi in un'altra pagina, poche pagine dopo, parlando dell'evento che tu definisci più importante dei tuoi anni torinesi, cioè l'ascolto del concerto di Miles Davis al Teatro Nuovo di Torino,
che ti ha sconvolto. Dici, le tue parole sono queste, che quello che ti aveva colpito di Miles era il tempo perfetto, l'equilibrio tra cuore e intelligenza, tra raffinatezza e brutalità, tra controllo ed eccesso. E qui, secondo me, tu evochi un'altra grande questione estetica, diciamo così. E la tua definizione di quello che hai ascoltato è tutta gira intorno a queste coppie di opposti che in quell'evento artistico riuscivano a vivere in unità perfetta, no? Senza, come dire, lotta, senza voler prevaricare l'uno sull'altro, no? E qui ti volevo chiedere se questo dono, questa capacità di tenere insieme gli opposti, che, guardate bene, è ciò che, se ci pensate un po', è molto semplice da capire, è ciò che nella vita quotidiana, non artistica, diciamo così, è qualcosa che ci terrorizza, che ci fa orrore. Provate a pensarci, faccio 2 esempi stupidi, ma per farmi intendere. I genitori che educano i figli, per esempio, sanno bene che il proprio figlio non sarà né assolutamente buono né assolutamente cattivo, però cerca di far pendere la bilancia dalla parte della bontà, fa sì che il proprio figlio sia il più possibile vicino all'assolutamente buono piuttosto che all'assolutamente cattivo. Altro esempio stupidissimo, quando impariamo a guidare l'automobile, cosa che io ho fatto molto male, infatti non la guido più, l'istruttore cerca di, come dire, far propendere la nostra attitudine verso la prudenza, verso l'attenzione, e cerca di far sì che noi si sia in grado di togliere il più possibile l'imprudenza. Quindi qua non è che l'istruttore ti dica devi essere un po' prudente e un po' imprudente, no? Devi essere prudente il più possibile prudente. Ecco, nella vita quotidiana sono 2 esempi stupidi, ma per far capire che noi cerchiamo sempre, finché ci riusciamo, a togliere uno dei 2 opposti. Nell'arte, almeno tu ci dici che in quel momento Miles Davis invece faceva una cosa che era assolutamente utopica dal punto di vista reale, cioè nella vita noi non facciamo mai questo, cerchiamo di allontanarci da questa unità. Ecco, secondo te questo fattore, questa confusione degli opposti che si dà nel concetto di Miles Davis riguarda, voglio capire, in particolare quello che per te rappresenta la musica di Davis come capacità sua propria, specifica, o potresti accettare questa indicazione, o per te vale come caratterizzazione dell'arte in quanto tale, visto che tu leggi, ami l'arte, anche il cinema, l'arte visiva, no? Ecco, secondo te la vera arte ha questa capacità che la distingue radicalmente dalla vita, per cui tutti i discorsi che si sono fatti in epoche passate sul bisogno di far diventare la vita un'opera d'arte o di fare dell'arte un modo di vivere, no? Qui secondo me ci dà una differenza radicale tra l'arte e la vita. Non potremmo vivere artisticamente se l'arte comporta questa unità degli opposti. Ecco, per te è una caratteristica di ogni forma d'arte o ritieni che sia qualcosa che riguarda Miles nel suo modo di essere musicista, così? Insomma, cosa ne pensi? Ma io penso che così, la prima cosa che mi viene in mente è lo yin e lo yang, no? Beh, certo. Quindi, è così come il nostro corpo, quando c'è l'equilibrio uno sta bene, quando invece non so, il fegato non funziona più, oppure i polmoni, cioè, quindi quando tutto funziona c'è un equilibrio perfetto che praticamente corrisponde a un equilibrio cosmico, perché tutto sta in piedi, perché non è che tutto a un tratto c'è un pianeta che pesa di più, allora va tutto a ramengo, no? Quindi per me anche l'arte è a parte l'arte, non so neanche cosa vuol dire, però suonare anche un gruppo di jazz fa una musica straordinaria quando c'è questo equilibrio reale, cioè che nella realtà è quasi impossibile da raggiungere, ma però io questo lo dico sempre e mi vergogno a ripetere per l'ennesima volta, però per me un gruppo che funziona bene
e che fa una grande musica è come una perfetta democrazia impossibile da realizzare, dove tutti danno quello di cui gli altri hanno bisogno e tutti prendono quello di cui hanno bisogno, dove nessuno rinuncia al proprio ego, ma nessuno lo impone agli altri. Allora ci sono questi momenti perfetti quando si suona insieme con un gruppo, con i musicisti giusti, che sono, per chi sta suonando, quando succede, uno se ne rende conto, sono fantastici, sono un momento proprio orgasmico, proprio il massimo del piacere. E secondo me anche cioè un musicista che ha questa capacità, no? Evidentemente per me è quello che fanno, ma vale anche per gli scrittori, vale per tutto. Secondo me è determinante, ma anche nella vita, perché in effetti è vero che chi ti insegna a guidare non ti dirà mai di essere un po' prudente, un po' imprudente, ma invece in realtà se tu guidi, io invece guido bene, mi piace. Quando io guido, se non sono anche un po' imprudente, non arriverò mai. Se sono prudente, vado ai 20 all'ora sull'autostrada e arrivo il giorno dopo. Quindi c'è questa, no? C'è un minimo di rischio nella vita. Che io non avessi preso un rischio, che quindi la mia vita, l'equilibrio sembrava che pigliava la direzione sbagliata, che pigliasse la direzione sbagliata, non sarei diventato neanche un musicista, perché secondo i miei non dovevo fare questa cosa, perché dovevo fare il lavoro che loro volevano che io facessi. Non sarei andato in America con 300 euro, voglio dire 300.000 lire in tasca, sperando in bene, capisci? Cioè, quindi per me, quando c'è questo equilibrio tra come dico di mais, tra violenza e dolcezza, è stupendo. Sì, no, chiarissimo. Altra questione che tocchi tu nel libro, che mi fa venire in mente, qui racconto questo piccolo aneddoto, ma sull'opera che c'entra con la questione che tu poni, un'esperienza che ho vissuto anch'io, no? Quando io sono andato a disegnare a San Raffaele, lì per prassi bisognava fare un colloquio con Don Verzé, no? I nuovi professori dovevano andare a parlare con il grande capo e lui doveva vedere un po' come se avevi la stoffa, insomma, no? E io vado a questo ufficio mega galattico e cosa mi chiederà adesso, no? La prima domanda che lui mi ha fatto, lo dico perché c'entra, no? È stata questa. E fa: ma lei, professore, quando, sembra un po' alla Marzullo detta così, ma in realtà è una domanda non scema, a tutt'altro, lei quando si alza al mattino vive la giornata che sta per incominciare come se fosse la prima della sua vita o l'ultima della sua vita? Dici, quale sarà la risposta giusta? Devo lavorare, se no mi licenzia subito prima di cominciare. Ho trovato una risposta meravigliosa che non vi dico perché non c'entra. Allora, ma dice, no, non fare così. Ma non fare così. No, vengo alla questione che pongo a Enrico, che trago dopo, di nascosto ve la dico lei. Ma tu dici che Chet Baker, sempre per tornare al nostro Chet, ogni volta che suonava era come fosse l'ultima. Ecco perché c'entra, no? E quindi come se l'intensità massima di un'espressione, in questo caso musicale, potesse darsi solo là dove quella che sta per cominciare si profilasse come l'ultima occasione che abbiamo, no? Perché devi dare tutto, non hai più possibilità di migliorare, no? È l'ultima volta, quindi tutto quello che puoi dare lo dai. Però noi nella vita, per fortuna, diciamolo pure, non sappiamo quale sarà l'ultima giornata della nostra vita, se no sarebbe un inferno la vita, no? Se sapessimo qual è l'ultima possibilità. Noi viviamo convinti, più o meno, di avere ancora altre possibilità, di poter progettare il futuro ancora, anche se abbiamo un'età avanzata, però. Ecco, invece qui è come se tu ci dicessi, tra le righe, ecco, nella musica, quindi anche nell'arte, dico io, il creatore sembra quasi che debba qui cito Leopardi, che fa sempre figo, debba fingersi nel pensiero che questa sia l'ultima volta, poi non lo sarà magari, però come se.
I tedeschi direbbero als ob, no? Come se fosse l'ultima volta. Come se solo così noi potessimo dare il meglio, quello che possiamo, no? Tra l'altro, adesso non devo dare le mie teorie filosofiche, ma credo che in ciò vi sia qualcosa di vero, anche perché lo dico in relazione a te anche ad altri musicisti, anche un artista come Picasso, che è molto noto, quindi lo posso citare, no? Che in genere i critici d'arte, i storici dell'arte, dicono l'ultimo Picasso faceva i quadri con la mano sinistra, c'ha 3.000, diciamo, all'ora, no? Doveva vendere così. In realtà io ho visto tantissime musei, opere di Picasso, devo dire che trovo straordinariamente potenti, intensissime le ultime opere di Picasso, più di quelle solitamente valutate di più, cioè il cubismo, anni 30, no. In realtà trovo che l'ultimo Picasso sia straordinario. Verso la fine, quindi, no? Lui sapeva che insomma erano le ultime cartucce che poteva giocare. Devo dire che anche Enrico Rava, secondo me, che è stato sempre bravissimo, ma più passa il tempo e più io noto che la sua musica, la sua tromba si fa sempre più intensa. Uno dice, alla sua età, no, scherzo, ma dice, suonerà in modo un po' più così, no? In realtà suona sempre meglio, dico, ma perché? Forse ha a che fare questo con il fatto dell'ultima volta, il fatto che l'arte ha bisogno che in noi ci sia un modo di stare al mondo che non è quello quotidiano direbbero i greci, della proairesis, della progettazione, del fatto di poter progettare. No, fai grande arte, ammesso che tu la faccia, che fai un grande assolo quando lo suoni davvero come se fosse l'ultimo. Se no, se sai che potrai farlo meglio, dici vabbè, mi impegno ma relativamente. No? Cioè, ha a che fare per te questa questione con la creazione artistica? Non ti sei mai posto questo problema, che può anche essere benissimo, lecito e tranquillo. Beh, io penso veramente che la differenza tra uno che comunica quando suona e un altro che non comunica sta proprio in quello che chi comunica anche perché ha questa urgenza, no? Che riesce a trasmettere questa sua urgenza espressiva, non è che va lì tanto per passare un'oretta, beccare i soldi e andare a casa a spenderseli. C'è un'urgenza un'urgenza che io traduco come fosse l'ultima volta, perché poi immagino che se fosse l'ultima volta ci sarebbe... No, a parte fosse l'ultima volta uno magari non suona neanche sì, no, per dire. No, ma il fatto che come se puoi farlo, no? Come se puoi farlo, no? L'ultima volta devo proprio fare tutto quello che... Ecco. E quindi secondo me, difatti si è sempre detto, poi non è che è una mia frase, si è sempre detto, gli americani, soprattutto una volta, la differenza tra i jazzisti americani e i nostri, e per nostri intendo noi europei, è proprio che soprattutto i neri, no? Perché che vivevano una specie in quegli anni, una situazione non particolarmente magnifica, c'è questa... Ma questo vale anche, adesso mi viene in mente, divago, per i pugili, no? Adesso i pugili di allora, per i neri, i portoricani, i messicani, tutta questa gente che erano magari immigrati negli Stati Uniti e l'unica cosa attraverso la quale potevano migliorare il loro stato sociale era o suonare uno strumento o fare i pugili, e quindi lo facevano in una maniera proprio da disperata, con tutto quello che avevano dentro, e per questo motivo suonavano, combattevano meglio degli altri. Poi questo non voglio generalizzare, poi magari invece c'era uno che era figlio di un miliardario, suona ancora meglio, certo. Però in generale diciamo che questa urgenza. Ecco, che equivale un po' a dire l'ultima volta. Certo. Benissimo. Poi una questione che mi interessa in modo particolare, a cui hai dedicato proprio una finestra, ci sono delle finestre in questo libro, no? Molto interessante, dove dici che in fondo, una cosa che penso all'appassionata di jazz potrà suonare strana, no? Dici che in fondo la scrittura, per esempio, di Proust è molto più jazzistica di una scrittura come quella solitamente abbinata al jazz,
per statuto, diciamo così, di un Kerouac, per esempio, no? Della Beat Generation, che non solo esplicitamente parla del jazz, questi erano appassionatissimi, e cercano di tradurre anche il ritmo del jazz nella loro scrittura, di fare una scrittura jazzistica, no? Proust evidentemente non poteva avere questa questione in testa, però tu dici no, in realtà Proust, la sua scrittura è molto più jazz di quella di Kerouac. Credo che molti appassionati di jazz avranno detto, ma come, cosa vuole fare l'intellettuale? Io sono perfettamente d'accordo, volevo che spiegassi a chi non ha letto il libro, magari anche, in che senso, perché lo spiega molto bene del libro, no? Perché è una questione importante, perché Kerouac, tra virgolette, è meno jazzistico di Proust. Perché secondo me Kerouac, tanto per dire, non è jazzistico quello che scrive delle cose molto belle, ma non vedo il rapporto con la logica del jazzista, non la vedo proprio assolutamente. Per quanto al ritmo, è ovvio che il ritmo di parole scritte non ha nulla a che vedere con un ritmo fisico, no? Quindi, invece Proust, più di qualunque altro scrittore, o comunque più di moltissimi scrittori, segue un filo quando scrive, un filo di rimandi, frammenti di memoria che portano a una divagazione che poi a sua volta stimola l'approfondimento di un argomento, che proprio è il modo, è proprio è identico a come funziona l'improvvisazione jazzistica, quando è veramente improvvisazione, non quando è ok, su questi accordi facciamo queste frasi fatte, no, ma quando veramente uno cerca di improvvisare e quindi mette insieme rapidissimamente, in frazioni di secondo, non è che sta lì a pensarci, però appunto sono frammenti di memoria, sono rimandi, eccetera, è lo stesso meccanismo, quindi a me sembra proprio evidente questo. No, sono d'accordissimo su questo, perché appunto è la trama di relazioni che appunto sfugge quella linearità, quella conseguenzialità puramente razionale, che è quella che nella vita cerchiamo di mantenere, no? Ultima domanda, perché non dobbiamo stancarlo troppo, perché stasera deve suonare, cioè i miei che lo aspetta, no? Sì. L'ultima domanda, salto altre questioni belle che avevo posto, ma l'ultima, alleggeriamo il tutto. Allora, alla luce della straordinaria vicenda artistica musicale che racconti in questo libro, se dovessi dire, il classico delle domande, quali sono, in sintesi chiaramente, alcune delle cose che in tutte queste avventure, conoscenze, relazioni, esperienze ti hanno non solo insegnato di più su quella che in modo un po' roboante potremmo definire l'essenza del jazz, a capire cos'è il jazz, insomma, no? Che tu hai conosciuto tutti i più grandi musicisti, voglio dire, no? Quindi, ma cos'è secondo te che di più importante ti hanno insegnato, ma non solo rispetto alla musica e al jazz, ma anche proprio, se è accaduto, cosa di tutte queste esperienze ti ha, insomma, insegnato di più a rapportarti al mistero, io direi, ma che potremmo anche dire in modo molto brutale, all'insensatezza della vita e dell'esistere. Questa musica, queste esperienze, questi incontri, cosa ti hanno dato di più, se dovessi riassumere in poche parole? Ma guarda, io adesso non voglio fare